Ritengo che la cosa in questo momento più importante, o che si può dire anche perché sarebbe confortato da quello che ho potuto vedere dagli atti della misura cautelare, è che non c'è stata un'iniziativa da parte dei due ragazzi nei confronti dell'altro gruppo, ma è vero invece il contrario, sono loro, come emerge dagli atti, che sono scesi dall'autovettura dopo aver visto i due ragazzi. Dopo la lite in discoteca, la rissa è scoppiata nuovamente fuori lungo via Pagnana, ad oltre 800 metri dal locale. Ad innescare l'aggressione probabilmente una provocazione, ma su questo Badr Rouaji, il 19enne accusato di omicidio volontario, tentato omicidio e rissa aggravata, ha fornito la sua versione all'avvocato Fabio Crea, che ha incontrato in carcere. Sono stati aggrediti, sostanzialmente è questo che lui riferisce. Sì, sostanzialmente sì, peraltro il video, i frame che sono stati diffusi, adesso ancora noi non li abbiamo a disposizione, lo avremo fra qualche ora, sembrerebbe dimostrare l'esistenza comunque delle colluttazioni, e certamente c'era un gruppo più numeroso e invece non lo definirei gruppo, ma due ragazzi che invece numericamente erano in una situazione di sproporzione numerica rispetto agli altri. La certezza è che un ragazzo, Lorenzo Cristea, è morto dopo essere stato attinto da 3 fendenti letali. Si attendono intanto gli accertamenti sui coltelli trovati nel luogo del delitto e consegnati a Rissa di Parma. Sul coltello non abbiamo ancora fatto gli approfondimenti con lui, mi riservo di farlo successivamente. Il coltello ritrovato nell'immediatezza in presenza di tracciamatiche mi sembra abbastanza inequivoco che sia una delle armi utilizzate per i fatti delittuosi. Il secondo ritrovato a distanza di tempo e senza macchie ematiche, su quello invece credo che siano assolutamente necessari degli approfondimenti. Nelle prossime ore dovrebbe essere svolta dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto anche l'autopsia sul corpo della giovane vittima, mentre continuano le indagini dei carabinieri per chiarire i contorni di questa ennesima tragedia che coinvolge giovanissimi. Sono 9 i ragazzi indagati, i 2 arrestati, Badr Rouaji e l'amico Taha Benani, 21 anni, accusati degli stessi reati, mentre il gruppo dei giovani italo-rumeni deve rispondere di rissa aggravata. Non sono state indagate le 2 giovani che al momento della tragedia erano rimaste in auto. Rispetto alla vittima ha detto qualcosa? Assolutamente dispiaciuto, non era qualcosa che si voleva che accadesse, anche se sul suo protagonismo delittuoso e sull'azione questo sarà necessario fare degli approfondimenti.